Buone notizie per il calcio dilettantistico, infatti in una nota stampa la Lega Nazionale Dilettanti comunica che dalla FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, è in arrivo il fondo Salva Calcio da 21,7 milioni di euro. Si tratta dell'iniziativa assunta dal Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio e che ora attende la sua approvazione dal prossimo Consiglio federale, programmato per l'8 giugno. Un importante stanziamento di fondi che riguarderà tutte le categorie inferiori alla Serie A e quindi anche i dilettanti, con un contributo pari a 5 milioni di euro. Con il fondo Salva Calcio potremo disporre di risorse per gestire al meglio la ripresa delle attività, ma soprattutto dare un piccolo ma concreto sollievo all'intero mondo dilettantistico. Ha commentato con soddisfazione il numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Credo che questa sia la migliore risposta a chi attendeva con impazienza delle certezze dalle quali ripartire. La capacità della Lega Nazionale Dilettanti di interloquire con le istituzioni, a cominciare da quelle sportive, è stata confermata dal contributo messo a disposizione dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il presidente Gravina, che ringrazio, ha sempre manifestato la sua preoccupazione per la tenuta del calcio dilettantistico, che da oggi così può guardare al futuro con maggiore serenità, mentre la Lega Nazionale Dilettanti continuerà a fare la sua parte per migliorare lo stato delle cose. Ora attendiamo le risposte dalle autorità governative sui più volte annunciati contributi in favore dello sport di base.